Salve a tutti, bentornati sul canale di Matto Scacco, io sono Alex Melchior, candidato maestro e oggi vi porto una partita molto interessante dal punto di vista didattico. Ho scelto questa partita perché casualmente martedì scorso al circolo di cui faccio parte, che è il circolo scacchistico del Golfo di Formia, insieme ad alcuni miei soci ci siamo trovati ad analizzare una partita di torneo nella quale c'è stata la stessa, più o meno la stessa variante, la stessa impostazione di questa partita. Dal momento che ne è uscito comunque un dialogo diciamo, su questa linea abbastanza interessante e avendo trovato sulla nostra piattaforma di chess.com, sulla nostra squadra, un match nel quale è stata utilizzata la stessa identica linea, ho deciso di portare anche a voi questa analisi, questi chiarimenti su posizioni che magari non sono proprio di quelle partite con i fuochi d'artificio o con sacrifici eccezionali o gioco spettacolare. Sono quelle classiche partite un pochino più lente dove come anche nelle partite dinamiche, bisogna stare attenti a piccoli dettagli che se non vengono presi in considerazione rischiano rapidamente di trasformare una partita dal perfetto equilibrio a una vera e propria catastrofe, un fracasso, no? Che è un po' quello che è successo in questa partita. Vabbè, senza andare oltre, vediamo questa partita, vediamo che cosa è successo. Allora, D4, cavallo F6, ci si aspetta una difesa indiana da parte del nero, caratterizzata appunto da uno cavallo F6, C4, D5. Questa viene chiamata difesa Marshall. Senza metterci a fare un discorso teorico che non mi sembra nemmeno il caso, non è ben vista dalla teoria perché diciamo che in apertura lascia forse troppi tempi al bianco, troppa mano libera al centro senza credo, un adeguato compenso, no? Io condivido questa opinione della teoria e se esiste ci sarà un motivo. Il bianco decide di fare cavallo C3, scelta rispettabilissima. A me piace molto questa linea e alla maggior parte piace questa linea qui, che è C per D5, cavallo per D5 e 4. Diciamo io, ovvio che se qui dopo C per D5 si prende di donna, ugualmente guadagnerò un tempo, no? Svilupperò il cavallo in C3 attaccandolo, guadagnando un tempo sulla donna, la donna dovrà ritirarsi e dovunque lo farà io mi regolo di conseguenza, che ne so, se donna 5, per esempio, boh, una alfiere di 2, o faccio finta di niente, gioco cavallo F3, o E3, voglio dire, ho comunque guadagnato dei tempi in apertura. Se invece cavallo di 5, come appunto la linea principale vuole, allora E4 mi espando immediatamente al centro, ricordiamo sempre che è importante occupare il centro quando è possibile, quando è controllabile soprattutto, no? Il cavallo tornerebbe in F6, cavallo C3 e il nero c'ha questa mossa interessante che è E5. Ovvio che prendere sarebbe un errore strategico, no? Perché prima cosa mi doppio i pedoni, che non è mai una cosa che ci fa piacere, no? Anche a livello estetico non è proprio il massimo. Ma poi semplicemente c'è questa, il nero non ha difficoltà a riprendersi immediatamente il pedone, perché cambia le donne, dopo le riprende, c'è il cavallo G4 che ci sta attaccando contemporaneamente il pedone in F2 minacciando una bella forchetta e il pedone in E5. E qui il nero conserva una posizione del tutto sana e con buone prospettive sicuramente, no? Dietro. Quindi dopo E5, sconsigliabilissima addirittura è anche D5, perché semplicemente segue C6 e ci distruggono il centro. Stesso discorso di prima, se andiamo a prendere C6 c'è prima il cambio, eventualmente reper. Ovviamente adesso il cavallo G4 non ci aiuta perché non minaccia niente fondamentalmente. H2 sì, ma io gioco cavallo H3 e mi sono difeso. Posso anche giocare la presa qui come intermedia. Non è possibile il doppio perché quando io mi sposto con D2, attacco il cavallo è vero che può prendere la torre, ma io sto andando a donna. Anzi, se vado di qua è anche meglio forse. E poi mi mangio pure la torre. E7, scacco e poi mi mangio la torre. Vabbè,
un piccolo esempio. Quindi non D5 per via di C6 che ci distrugge il centro, ma qui semplicemente cavallo F3, dopo la presa, se vogliamo cambiare le donne e ci piacciono quel genere di posizioni dove noi andiamo a cambiare le donne, eccetera, allora qui possiamo giocare tranquillamente donna per D4, cavallo per D4, alfiere C5, cavallo di B5, alfiere B6, era minacciato il doppio in C7, no? Questa bella forchettina. Andiamo ad incrementare la pressione con alfiere F6, F4, sempre sulla casella C7, e adesso per forzare cavallo A6, no? che porta il pezzo, diciamo, non proprio al centro dell'azione. Ovviamente se C6 il bianco va in vantaggio, perché seguirebbe cavallo D6 scacco, re E7, la torre difende l'alfiere, quindi non abbiamo nulla di cui preoccuparci. Dopo torre D1 sembra abbastanza evidente che il controllo di questa casella, no? Del bianco ci garantisce sì un vantaggio di spazio, un gioco più facile, qua è il vantaggio in bianco. Ok, cavallo. Se invece vogliamo mantenere le donne sulla scacchiera, quindi andare a giocare un pochino più col pepe, abbiamo cavallo per D4, non è possibile giocare C5 con l'idea sempre di andare a far spostare il cavallo per poi cambiare le regine e rientrare in una di quelle varianti che abbiamo appena visto, per via di questo scacco intermedio di alfiere in B5 che è molto rognoso. Molto spesso questi scaccucci qui sono molto rognosi, ci forzano a giocare, beh, se cavallo C6 ovviamente è bruttissima, no? Perché cavallo C6 va a prendere, non fa niente che tu cambi la donna, io riprendo semplicemente, adesso il cavallo non si potrebbe toccare, altrimenti c'è il doppio e salta la torre. Quindi alfiere D7 sembra l'unica risorsa, ma se alfiere D7, allora a questo punto cavallo F5, l'alfiere non lo può prendere per via dell'inchiodatura, pertanto qui se alfiere per B5, allora adesso noi cambiamo in D8, per cavallo per B5, e questa posizione per il nero è bruttina, è veramente bruttina, non fa niente che perdiamo il pedone N4, ma abbiamo molta attività e il bianco sta bene. Ok, torniamo alla partita. Ci siamo dilungati in discorsi teorici, però mi sembrava giusto farvi vedere queste linee che sono molto interessanti. La partita prosegue con E6, quindi il bianco gioca cavallo C3 rifiutando quelle linee che abbiamo appena visto, che secondo me lo lascia in netto vantaggio, ma probabilmente aveva pronto qualcosa. E6, siamo rientrati per inversione di mosse in un gambetto di donna rifiutato. C per D5 ci porta dritti dritti alla variante di cambio del gambetto di donna rifiutato. Una variante che per il bianco è molto buona. È molto buona perché, non perché dia chissà che possibilità, ma ha dei piani abbastanza chiari, abbastanza definiti, ed il nero ha difficoltà a trovare un controgioco che funzioni. Il nero deve sapere molto precisamente quello che deve fare in queste varianti qui, questo voglio dire. Se si lancia un po' a casaccio, rischia di subire degli attacchi abbastanza pesanti o di finire in posizioni passive. E per D5, ovviamente, alfiere G5, inchiodando il cavallo che controlla il centro, lo controlliamo indirettamente, C6 proprio per andare a compensare questa inchiodatura, no? Questo cavallo era stato annullato, diciamo così, dall'azione dell'alfiere che inchioda il cavallo sulla donna, allora il pedone va a compensare questa mancanza. Cavallo F3, a me cavallo F3 non piace tanto in questa linea in particolare, vi dico perché. È molto più naturale giocare E3, perché qui l'idea è che il nero, diciamo che più o meno svilupperà così i suoi pezzi, no? Anche dalla struttura pedonale. Prendiamo la struttura pedonale come se fosse una freccia, proprio come questa, e ci dice la direzione che i pezzi prenderanno per essere sviluppati, no? Avranno questa direzione, seguiranno i pezzi. Dal lato di donna verso il lato di re. Al contrario, il bianco andrà a attaccare dal lato di re verso il lato di donna. Questo già ci dà una linea guida su quelli che saranno più o meno i piani di gioco.
Alfiere va in D6, coerentemente con la struttura pedonale io mi vado a mettere su una diagonale più funzionale per l'alfiere. Alfiere D3, sembra la piazza più naturale per l'alfiere. Arrocco, cavallo G2, questo è molto interessante questa linea qui perché il cavallo da qui non può essere attaccato da un alfiere G4 perché abbiamo sempre questa spinta F3 per cacciare l'alfiere eventualmente, quindi qui diciamo è più al sicuro. Torre 8, non si vede nulla di meglio. Qui l'arrocco, attenzione, attenzione ragazzi perché qui l'arrocco è un errore grave perché c'è questa bomba, boom, c'è alfiere per H2. Se il re per, ovviamente cavallo G4 scacco, il re torna in G1 perché non può andare a spasso per la scacchiera, rischierebbe pesantemente di essere marcato. Donna per G5 mi sono ripreso il pezzo, ho guadagnato un pedone e sto minacciando di entrare in H2 con donna H4 e donna H2 matto. Quindi qui la posizione è praticamente persa per il bianco. Quindi attenzione a non fare mosse troppo naturali senza tenere in considerazione queste piccole risorse. Ok, cavallo F3 abbiamo detto sceglie la linea diversa da questa. Alfiere B4. Alfiere B4 io non la ritengo una buona mossa perché, come detto, il nero deve mantenere i pezzi sulla scacchiera. La struttura di pedoni che abbiamo al momento ci dice proprio che il nero dovrà seguire la direzione, diciamo così, da lato di donna al lato di re. Dal momento che sul lato di re ci sta il re, perché molto probabilmente, avendo la colonna C semiaperta il bianco, è impensabile che scelga di arroccare lungo, no? Perché ci avrebbe un arrocco tutto sgangherato e sarebbe molto facile per il nero andare a piazzargli questa valanga di pedoni e attaccare l'arrocco. Quindi presumibilmente il bianco arroccherà sul lato di re, noi dobbiamo cercare di anticipare addirittura il suo arrocco, iniziando a puntare tutta una serie di pezzi contro il lato di re. Così otterremo il nostro controgioco. Alfiere B4 non svolge quella mansione, quindi da D6 abbiamo detto che minacciavo quel piccolo tatticismo che abbiamo visto prima con l'alfiere per H2, è una risorsa, che adesso però non abbiamo più. Vado a inchiodare questo cavallo che in effetti non sta facendo niente, la casa E4 era già... Scusate, la casa E4 era già del nero, non c'è bisogno di continuare a combattere per la casa E4. Quindi questo alfiere è importante, metterlo in B4, soprattutto con l'idea di cederlo poi, mi sembra una scelta discutibile se non errata. E3, alfiere per C3, come già detto, una scelta se non dubbia è sbagliata. B per C3, donna A5. Donna A5 in realtà non minaccia assolutamente nulla. Il pedone, il bianco se lo può quasi permettere di lasciare in presa. Qui si può giocare tranquillamente una cosa del genere. Forse è più rischioso ed è per animi più coraggiosi, però si può giocare tranquillamente alfiere per F6, G per F6, anzi qui abbiamo prima donna per C3, dobbiamo coprire di cavallo perché coprendo di donna perderemo una torre in A1 con scacco, e solo dopo riprendo qua. Il bianco ha un pedone in meno, però diciamo che il nero si arrocca sul lato di donna, c'è questa bella colonna B aperta e quindi la cosa la vedo abbastanza, oltre che lenta perché abbiamo ancora due tempi per sviluppare il cavallo e l'alfiere ancora, la vedo anche pericolosa come decisione, e se arroccasse dal lato di re, senza che ve lo dico, c'è la colonna G aperta, il pedone F6 qui non so che ci sta a fare e tutti questi buchi, sembra abbastanza naturale l'attacco del bianco da questo lato, no? È facile che vada a peggiorare solamente la posizione e questa donna può essere utilizzata per essere attaccata dal bianco e quindi guadagnare qualche tempo in questo modo. Comunque, non è andata così, ma è andata con donna 5, donna B3, che è ovviamente una mossa buona, andiamo semplicemente a difendere il pedone C3 senza cadere in posizioni più complesse, ok? Manteniamo le cose calme, andiamo con la calma. BD7, ok, alfiere D3, arrocco, arrocco.
tutto sotto controllo, se non che qui il nero commette un errore posizionale molto grave, e gioca B5. B5 è un errore grave perché, torniamo al discorso delle strutture che mi sembra interessante, è proprio qui che è incentrata la partita. Questa struttura qui è rigida, sì, ma è molto solida. Andare a rovinare questa struttura, spingendo il pedone, diamo dei punti di contatto, dei punti di rottura. Fino a questo momento, in questa posizione qui, il bianco, l'unico punto di contatto, quando parlo di punto di contatto parlo della possibilità di due pedoni di essere cambiati che generano quindi apertura di linee. L'apertura di linee genera nuovo spazio per i pezzi, quindi attivazione. Noi cerchiamo la rottura perché dobbiamo cercare di andare a piazzare i nostri pezzi in caselle, in case nevralgiche, importanti, come può essere per il bianco la casa C5 e la casa E5. Sono case importanti perché non sono difese da nessun pedone. Quindi sono case dove i pezzi, tra virgolette, stanno più al sicuro. Sono case solide. Quando giochi B5, oltre ad indebolire nuovamente la casa C5, perché una volta che hai vinto il pedone in due passi, dato che il pedone, come sapete, non può tornare indietro, non ho più la possibilità di giocare B6 e quindi di controllare la casa C5. C5 diventa un buco, il cosiddetto buco, oltre che crea un punto di contatto. In questa posizione qui, gli unici due punti di contatto del bianco sono C4, che sembrerebbe la scelta più ragionevole, ed E4, che è l'altra scelta, ma ovviamente come vedete è un po' è dubbia perché c'è già il cavallo che difende questa casa qua insieme al pedone, è sostenuta dal bianco solamente dall'alfiere, quindi sarebbe un errore, cioè prendersi doppio, no? A fare una cosa del genere si prende il doppio. Abbiamo detto B5 è un errore perché fino a questo momento il bianco, che come ricordiamo già dall'apertura aveva questa struttura che andava a puntare verso questo lato qui, non aveva modo in realtà di andare a cercare del gioco da quella parte. Quando tu giochi B5, tu mi dai la leva d'attacco, perché adesso gioco A4. Ora, vogliamo fermarci un secondo e analizzare due varianti? Se il bianco, se il nero non fa niente, diciamo, il bianco prenderà di pedone in B5, mentre la torre attacca la donna. Il pedone in B5 è anche difeso dall'alfiere, quindi non sarà possibile prendere di donna in B5. Troppe freccettine. Troppe frecce. Ad esempio, mossa scema, torre 8. Se faccio A per B5, io non posso prendere il pedone, perché è difeso dall'alfiere. La torre mi sta attaccando. Sono obbligato a ritirarmi. Ma dopo questa mossa, donna C7 per esempio, per continuare a difendere almeno C6, c'è alfiere F4, mi attacchi nuovamente la donna, e la donna adesso dove va? B7, inchiodando il pedone. Ovviamente se il pedone prende, la donna si pappa la donna. Ma questa posizione è orribile. Notate che ogni volta che il nero prenderà in B5, ci sono sempre due pezzi del bianco pronti a ricatturare, e rimane questo pedone isolato, si dice, no? Non è difeso da alcun pedone, di conseguenza necessitando la difesa di un pezzo è una debolezza, perché se un pezzo, che ci hanno insegnato che il pezzo, il cavallo, l'alfiere parlo, valgono 3 e il pedone vale 1, se io devo utilizzare una mia forza 3, diciamolo così, per difendere una forza 1, sto sminuendo il mio pezzo, no? Dopo torre F P1, questa posizione è semplicemente vinta per il bianco. Si minaccia B per C6 con conseguenze abbastanza gravi. Questa posizione è un disastro. Quindi dopo A4 siamo con il nero obbligati a prendere il pedone in A4. Ora, dopo torre per B4 e non donna per B4, perché non abbiamo alcun interesse, l'abbiamo già detto nel video scorso per chi l'ha visto, per chi non l'ha visto andasse pure a vederlo, che quando abbiamo difficoltà di spazio, mancanza di spazio, è una risorsa andare a cambiare i pezzi. Quando abbiamo, come in questo caso il bianco, vantaggio di spazio e anche di sviluppo,
Vedete che il bianco ha le torri collegate, il re arroccato, tutti i pezzi fuori in terza e in quarta. Il nero c'ha ancora questo alfiere in C8, quindi in ritardo di sviluppo. Non ha senso in questa posizione cambiare le regine perché in questo modo andiamo ad aiutare il difensore e noi non vogliamo aiutare il difensore, quindi torre per A4 è la mossa corretta. La donna deve perdere ancora tempo per ritirarsi, da C7 ha giocato, e adesso alfiere F4. Riporto in gioco l'alfiere su una casa più attiva, vado ad impedire anche un'eventuale torre B8 che mi poteva attaccare la donna, no? Quindi diciamo piano piano, per via di, sempre di B5, stiamo andando a togliere tante case importanti che erano utili eventualmente per... Che sta a fare sta donna? Che erano utili per manovrare. Adesso senza caselle per manovrare il compito della difesa è reso molto più difficile, ma molto più difficile. Donna D8 non si vede di meglio. Torre FA1, la pressione inizia ad essere veramente insostenibile su questo pedone. Qui il nero gioca a 6, una mossa che io non ho afferrato, forse ha semplicemente deciso, si è rassegnato alla perdita del pedone, contando però sul cambio di alcuni pezzi di semplificare per cercare una difesa in extremis, però probabilmente sarebbe stata una scelta più saggia giocare a 5 dal momento che questo pedone adesso è difeso sia dalla donna che dalla torre per rendere le cose un po' più complesse, forse anche C5 cercando di pescare un po' nel torbido, no? Perché stiamo minacciando di giocare C4 con il doppio, se pedone prende allora c'è cavallo per C5 e diamo un triplo praticamente perché attacchiamo donna, torre e alfiere, quindi magari era lanciare fumo negli occhi, no? Quando sei in difficoltà che devi fare? Devi cercare un po' di truccheggiare un pochettino, altrimenti è tosta. Comunque, alfiere per A6, il bianco mangia e ringrazia. Alfiere per A6, torre per A6. Allora, qui devo dire, a onore del vero, che era una difesa molto più interessante di questo alfiere per A6 del nero. Giocare cavallo B6. L'idea è, vabbè, sicuramente il cavallo da B6 attacca la torre in A4, quindi dovrà ritirarsi. Lo farà in A2 probabilmente. Torre per A6, solo adesso cambio. Perché? Perché ho portato con guadagno di tempo un pezzo che non stava giocando in D7, l'ho portato in gioco e sta guardando con occhietti innamorati la casa C4 che è debole. Quindi che faccio? Che cosa fa qui il nero in questa linea qui? Va a eliminare. Intanto, scusate, intanto piazza il cavallo in B6 pronto a saltare in C4. Dopodiché elimina il pezzo che difende la casa C4 e solo dopo questa casa sarà un alloggio sicuro per il cavallo. Questa è un po' l'idea. Qui attacco la torre, mi ritiro, solo adesso vado a cambiare il difensore della casella C4, cambio, cavallo C4. Ora, se torre per C6, bianco goloso qui si mangia il pedone, fa un danno tremendo, non è tanto per la seppur buona cavallo A5 che guadagna la qualità, che è buona. Ma qui c'è una bomba di mossa che è donna A8, che attacca la torre in C6, allo stesso tempo minaccia il matto del corridoio, famoso matto del corridoio. E qui niente, qui si perde subito. Allora, era sicuramente una difesa più tenace, no? Torre per 6, torre per 6, torre per 6. Donna C8, difendo il pedone C6, mentre attacco la torre in A6. Donna 4 con lo stesso identico obiettivo, difendo e attacco. Donna B7, probabilmente pronto a far passare questa torre in qualche modo. H3, non c'è fretta. In questa posizione il bianco sta talmente meglio che si può permettere di perdere un tempo per togliere una risorsa difensiva al nero, che potrebbe essere, come abbiamo visto nella variante precedente, questo trucchetto del matto in ultima fila. Torre C8, re H2, cavallo E4 e questa mossa qui è un errore abbastanza pesante perché perde un pezzo. Perde un pezzo perché dopo torre A7 non abbiamo nessuna casa dalla quale noi, togliendo la donna, possiamo salvare questo cavallo. Così il nero, perso per perso, decide di dare il pezzo mangiando un pedone, prende la donna, perde il cavallo.
F6, vabbè, di qui in poi il bianco ha un pezzo in più, quindi il finale è facilmente vinto. Continuiamo a vedere la partita, giusto così per dovere di cronaca. Alfiere D6, cavallo C3, torre C7, ovviamente quando siamo in vantaggio di materiale noi cerchiamo di semplificare il più possibile la posizione, che è quello che giustamente sta facendo il bianco. Torre C7, alfiere per C7, cavallo E4, re G1, mi stavano attaccando il pedoncino di F2, il bianco non lascia niente, neanche le ossa, re G1, re F7, re F1, G5, re 2, re 6, cavallo D2, F5. Qui abbiamo cambiato l'ultimo pezzo superstite del nero, è rimasto praticamente un finale di re da solo contro l'alfiere. Questione veramente di... Il nero sta guardando l'orologio. F3, e per F3, H5, attacco il pedone in G5, re F5 per difendere, G4 scacco, adesso il re nero resterà totalmente inchiodato e legato alla difesa del pedone G5. Questo ci permette un altro motivo interessante, che è quello di creare un nuovo pedone passato, e qui finalmente il nero abbandona. La partita la ritengo molto interessante perché non è di quelle partite che vanno capite dal punto di vista solamente tattico, combinativo, che c'è da vedere chissà che mossa, chissà. Gli eventi succedono molto a rallentatore. Il piano tipico in questa posizione qui, come vi ho già detto, vorrei tornare un attimo indietro per rivedere, sono proprio E3, alfiere D6, alfiere D3, arrocco, cavallo G2, torre E8, arrocco abbiamo detto che è un errore, ma si può giocare donna C2 qui, minacciando di prendere il cavallo in F6, mentre stiamo attaccando il punto H7 che era precedentemente difeso da questo qui. Quindi eliminazione del difensore e mi pappo il pedone. Forziamo il nero a giocare H6 praticamente. G6 sembra una scelta un po' azzardata, perché lascerebbe dei buchi e non è il caso. Forziamo a giocare H6, alfiere H4 e adesso non abbiamo più, cioè non dobbiamo sempre arroccare perché c'è sempre il solito problema, abbiamo quel problemino dello scacco d'alfiere in H2 ed è problematico. Però questo alfiere potrà tornare a un momento opportuno in G3, se prende possiamo riprendere di cavallo, arrocchiamo, siamo belli solidi e tranquilli. Il piano del bianco qui sarà quello di portare una torre in B1, spingere il pedone in B4 per poi spingere in B5 ed andare a cambiare in C6. Che cosa provoca questo cambio? Provoca praticamente la struttura che abbiamo visto in partita. Questo viene denominato attacco di minoranza, perché abbiamo questa maggioranza contro questa minoranza. Ok? Facciamo in modo di cambiare un pedone perché in B7 il pedone è ben tenuto dal nero. In C6 è un pochino più difficile tenerlo perché non ha il sostegno di un altro pedone una volta che noi andiamo a cambiare ed il nero riprende qui. Arriverebbe un pedone arretrato. La casa frontale di un pedone arretrato è debole, quindi qui sono classiche manovre tipo cavallo A4, cavallo C5, andiamo a piazzare un pezzo di fronte al pedone arretrato, alla casa debole, no? Al buco. Seguirà probabilmente un torre C1 e comincia a generarsi tutta una pressione, no? su questo lato. Abbiamo una colonna che possiamo sfruttare, una colonna aperta. Questi sono i piani più naturali in questa posizione. D'altro canto il nero qui dovrebbe cercare mosse come ad esempio manovre cavallo B di 7, cavallo F8, queste sono le manovre tipiche, e cavallo G6, ma non in questo caso qui perché c'è questa pressione forte. Però da qui il cavallo, da F8, sostituisce il collega di F6. Perché? Molto spesso, vedete questa diagonale, è molto debole, no? Molto spesso al bianco è sufficiente mettere i pezzi al contrario per creare fastidio. Nel senso dico, spostare la donna per esempio in D2, metto l'alfiere in B1 e poi metto la donna in D3 e sto già minacciando scaccomatte in H7. No? Faccio mosse sceme così vi faccio capire l'idea. A6, donna B2, A5, alfiere B1, B6, ok, donna D3. E sto già minacciando per esempio la presa del cavallo e poi entro in H7 con conseguenze abbastanza fastidiose. Quindi per quale ragione
è necessario questa manovra, cavallo B di 7 e cavallo F8. Non tanto perché il cavallo da D7 dà sostegno al suo collega, è inchiodato, no? Quanto perché da F8 il cavallo difende la casa H7, la casa H7, ma non può essere attaccato da nessuno, quindi escludiamo come tema l'eliminazione del difensore. Questa è un po' l'idea. Da questo lato qua, il nero, meno mosse di pedone gioca e meglio è. È meglio non toccare, perché dobbiamo lasciare che sia il bianco che arrivi. Perché gli ci vuole più tempo se lui a fare le cose. Nella partita abbiamo visto che... dov'era? Dov'era? Eccola qua. Quando... qui, quanti tempi ci vorrebbero per il bianco per cercare di creare qualcosa sul lato di donna? Io penso parecchi, anche se vuoi giocare C4, questa idea con C4, con magari la torre in C1 o la torre in B1, no? Comunque ci vogliono dei tempi, no? Dopo B5, notate che mi hai dato una scorciatoia tremenda, perché adesso io praticamente gioco a 4, quando tu prendi sono rientrato nella posizione dell'attacco di minoranza, di cui ho accennato prima, perché c'è questo pedone C6, vedete? Ma addirittura migliorato, perché non ho il pedone in A2 che è una debolezza, ho la colonna aperta per attaccare la tua di debolezza. Che poi è stato praticamente il tema della partita, no? Si perde il pedone A7, in A6 perché il nero l'aveva spinto, e dopodiché c'è stata semplicemente una serie di cambi fino a quando il bianco non è rimasto in vantaggio materiale. Va bene, questa era la partita, io mi auguro vi sia piaciuta. Fatemelo sapere comunque nei commenti, se l'analisi, se la partita vi è piaciuta, il video vi è piaciuto, mettete un bel like. Se siete nuovi, mi raccomando, non vi dimenticate di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella, così vi arriveranno le notifiche, eventualmente nuovi video, nuovi contenuti dalla pagina di Matto Scacco. Senza nient'altro da aggiungere vi saluto e vi auguro una buona serata.